Ciao Elisabetta, allora ci troviamo qui a Soave, un borgo importantissimo, bellissimo, borgo dei borghi tra l'altro anno 2022 e siamo presso la sede del GAL. Il GAL, cosa rappresenta questo GAL? Beh, innanzitutto è un grande strumento di sviluppo del territorio. Abbiamo la nostra sede qui dentro, all'interno del Palazzo del Capitano, di fianco agli uffici comunali e il nostro staff, la nostra struttura lavora qui dentro. Cosa facciamo? Siamo a servizio del territorio attraverso l'attivazione e l'apertura di bandi che sono opportunità di crescita. In questa programmazione abbiamo finanziato 262 progetti, 262 giovani imprenditori che si sono messi in gioco e hanno voluto investire nelle proprie idee. Come dici sempre tu, che ti piace dire così, che investono sulle proprie idee, ed è proprio vero. Noi siamo quella parte operativa che si occupa di gestire nella pratica tutte le varie attività di supporto e lo facciamo proprio qui da Soave. Il GAL si occupa di dare ali a progetti, a idee, a iniziative pubbliche e private del nostro paesaggio, del nostro territorio. Proprio così, in questa programmazione che non è ancora conclusa, come dicevo, abbiamo finanziato 262 progetti, sono circa 11 milioni di euro, ma la ricaduta reale sul territorio è molto più ampia. Sono circa 18 milioni di euro perché le attività sono cofinanziate. Soprattutto il territorio è stato bravo perché ci ha dato i giusti stimoli, ci ha dato gli spunti per riuscire a creare delle opportunità per la crescita un po' di tutti. Ma stiamo facendo un lavoro di autovalutazione. Sì, proprio così. Abbiamo raccolto tutta una serie di dati, tutta una serie di informazioni che sono dati però per certi versi sterili, che ci danno solo dei numeri. Ma se hai l'occasione di fare veramente delle belle chiacchierate, di incontrare questi beneficiari, confrontatevi anche su quello che dal loro punto di vista può essere funzionato di più, che prospettive, che visione hanno, per avere un riscontro tangibile, concreto delle cose. Assolutamente. Quindi io oggi parto, me ne vado a fare un giro attraverso i beneficiari del nostro territorio e inizio dalla Lessinia. Inizio ad andare ad incontrare Rifugio Cunec, dove Alberto Perlati è un nostro beneficiario, ha realizzato una stazione, diciamo, di bicinoleggio in appoggio a un rifugio dove con la sua compagna stanno aprendo un'iniziativa. Benissimo. Poi sicuramente mi sposto verso Sant'Anna del Faedo, sempre in Lessinia occidentale, ai confini con la Val d'Adige, perché volevo andare ad incontrare Benedetti Nicola. Mi racconterà di cosa vuol dire fare il giovane agricoltore nella Lessinia, proprio ai confini, proprio con la provincia di Trento, laddove veramente possiamo parlare di agricoltura eroica. Mi recherò nella zona del lago di Garda, a Malcesine e a Brenzone, dove ci sono dei nostri beneficiari che attraverso delle misure 642 extraagricole sono riusciti a realizzare alcuni progetti. In sintesi andrò a trovare proprio ai piedi, alle porte del castello di Malcesine, Valentina Zuccali, che ha aperto una piccola botteghetta di prodotti locali, quindi anche dando tanta attenzione al prodotto unico, al prodotto proprio a chilometro zero, per riuscire a comunicare interamente un territorio attraverso la propria attività. Subito dopo mi recherò da Pietro Monaci, che è un altro imprenditore di Malcesine, che ha realizzato una Apartments and Bike. È una realtà dove praticamente fa vivere delle esperienze del territorio attraverso un turismo green, un turismo slow, lento, sostenibile, esatto, attraverso l'utilizzo delle bike. Ci recheremo poi all'Hotel Nettuno a Brenzone da Lorena Pinemonte, no? Che ha riqualificato il proprio hotel, no? E ha fatto degli interventi con un progetto che è partito da lontano, ancora attraverso un scambio generazionale col papà porta avanti questa iniziativa, però di certo sono progetti che sono degni di nota e che sicuramente aiutano a creare valore aggiunto e soprattutto opportunità di lavoro per il territorio.
Andremo sicuramente a visitare anche per tutti i comuni della Val d'Alpone il comune di San Giovanni Larione, rappresentato dal sindaco Luciano Marcazzan, che ci illustrerà il progetto che sta per prendere il via, diciamo, nella propria realizzazione e che probabilmente riusciremo a consegnare nella primavera del 2024. Dobbiamo sempre ricordare che legati ai progetti chiave, uno dei requisiti che erano condizione per chi si realizzasse il progetto chiave era anche un partenariato pubblico e privato, e quindi la realizzazione di alcune misure tipo le 6411, le 642 extraagricole legate al progetto chiave. E in questa occasione andrò a visitare sicuramente il caseificio di Antonella della famiglia Gugole di San Giovanni Larione, che conosciamo tutti per i tantissimi premi che hanno raggiunto per la realizzazione del proprio formaggio, ma soprattutto per raccogliere e sentire la loro storia. Poi farò un salto sicuramente anche a Bolca. Bolca, tu sai quanto ci teniamo, e ci tiene tutta un po' la provincia, l'opinione pubblica, perché Bolca è candidata al patrimonio dell'UNESCO e quindi sta correndo una propria sfida con l'appoggio un po' di tutti noi. E lì incontrerò una giovane ragazza, Sandra Cerato, della famiglia Cerato, che gestisce da sempre il museo di Bolca e ha diversificato l'attività della famiglia e ha integrato anche l'attività famiglia realizzando un bar proprio legato al museo paleontologico di Bolca. Quindi il GAL ha creato anche delle opportunità per i giovani. Abbiamo sì giovani imprenditori, abbiamo donne che hanno iniziato nuove attività, ma ci sono anche sempre i comuni. Assolutamente sì. E andremo a trovare il sindaco di Selva di Progno. Giazza è una frazione di Selva di Progno. Ha fatto degli investimenti importanti, ha fatto degli investimenti sia infrastrutturali per creare dei servizi, no? Sia per aumentare il valore del paesaggio di Giazza e delle zone limitrofe, ma soprattutto attorno a questo progetto sono nate anche delle esperienze. Credo che può essere un piccolo progetto pilota, anche un modellino da esportare e da ragionarci su nella prossima programmazione. Sicuramente ci servirà come caso studio per un'autovalutazione per la prossima programmazione. Assolutamente. Naturalmente tu sai che farò un salto in Valpolicella, devo passare a trovare gli amici della Strada del Vino, perché bravissimi. Sì. Trainano, hanno 260 soci che fanno parte della Strada del Vino del Valpolicella e direi che sono un esempio di capacità di programmazione di un territorio. Loro hanno avuto un piccolo finanziamento, un piccolo contributo per la promozione, diciamo è una misura 1921X, ma soprattutto io direi che sono riusciti a creare rete. Quindi potremmo dire che il vero successo di questa partita sia stato il processo più che il risultato finale? Sì, certo, certamente, assolutamente sì. Vedremo la prossima programmazione che sorprese ci riserva e che cosa riusciremo a portare sui nostri territori. Di sicuro gli enti locali, anche senza la regia del GAL, diciamo, potranno da ora in poi avere degli strumenti di lavoro per lavorare insieme. Certo, per le nuove sfide che ci aspettano nel futuro, noi siamo qui, siamo pronti ad iniziare, siamo pronti a lavorare, quindi io torno negli uffici a fare l'attività e ti auguro un buon viaggio. Grazie.